coisa esquisita, a gadaria toda penando a dor do mango, com o focinho na água e o campo alagado, nos obriga a reza no ofício de quem leva, vai lutar as mágoas, olhar triste do gado, atravessando o rio e a baba dos cansados, afogando a volta, e a manhã de quem berra no capão de mato, e o brabo de quem cerca repontando a tropa. Agarre, amigo, laço enquanto o boi está vivo, a enchente anda danada, molestando o pasto, a passo que descampa a pampa dos 1000 réis. E a boia que se come, retrucando o tempo, aparta do rodeio a solidão local, e alando mal em mal o que a razão quiser. Amada, me deu saudade, e fala que a égua tá prenha, que o porco tá gordo, que o baio anda solto e que toda cuscada lá em casa comeu. Amada, me deu saudade, e fala que a égua tá prenha, que o porco tá gordo, que o baio anda solto e que toda cuscada lá em casa comeu. Coisa mais sem sorte, esta peste medonha, curando os mais bichados, deu febre no gado, não fosse a chuvarada, se metendo a besta, traria 1000 cabeças, com a benção do pago. Dei falta da santinha, limpando os peçoelos, e dos terços detentos, das preces sinuelas. Logo em seguidinha, é Semana Santa, vou cego pra barranca e só depois ovê-la. Agarre, amigo, laço enquanto o boi está vivo, a enchente anda danada, molestando o pasto, a passo que descampa a pampa dos 1000 réis. E a boia que se come, retrucando o tempo, aparta do rodeio a solidão local, e alando mal em mal o que a razão quiser. Amada, me deu saudade, me fala que a égua tá prenha, que o porco tá gordo, que o baio anda solto e que toda cuscada lá em casa comeu. Amada, me deu saudade, me fala que a égua tá prenha, que o porco tá gordo, que o baio anda solto e que toda cuscada lá em casa comeu. Amada, a internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. A minha vez? Não é! E dá! A minha vez! Não é nada! No caminho tem bufão.
Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar. Adeus Paulistinha do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada, quando a passarada, fazendo alvorada, começo a cantar. Com satisfação, arreio o burrão, cortando estradão, sai a galopar. Eu vou escutando o gado berrando, sabia cantando no Jequitibá. Por Nossa Senhora, meu sertão querido, vivo arrependido por ter te deixado. Esta nova vida aqui na cidade, de tanta saudade eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém, eu tenho pensado. Eu fico com pena, mas esta morena não sabe o sistema que eu fui criado. Tô aqui cantando, de longe escutando, alguém está chorando com o rádio ligado. Que saudade imensa do campo e do mato, do manso regato que corta
nas campinas, aos domingos ia passear de canoa na linda lagoa de águas cristalinas. Que doce lembrança daquelas festanças onde tinha danças de lindas meninas. Hoje eu vivo em dia sem ter alegria, o mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado, eu sou bem guiado pelas mãos divinas. Pra minha mãezinha já telegrafei e já me cansei de tanto sofrer. Esta madrugada estarei de partida, cadê a querida que me viu nascer? Eu ouço sonhando, o galo cantando, o iambu piando no escurecer. A lua prateada, clareando as estradas, a relva molhada desde o anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer. O Edgar Maróstica que você já conhece de uma forma que você nunca viu. Criamos o nosso site para que você possa acompanhar a cultura italiana de onde estiver. Nosso site é responsivo, assim você acessa quando, onde e como quiser. Humor, cultura e informações em poucos cliques. Faça parte, de forma simples e rápida. Você colabora com essa história. Acesse edgarmarostica.com.br e aproveite. Buonasera de cor proprio. Non siamo drio arrivare, o meglio non siamo drio ritornare dopo di un per di giorni de vagabondi, mia vero? Fa un caldo che mai qua a Serafina Correa, Serra Gauscia, Rio Grande do Sul e di Carlo Catelli Marostica in equipe tanto grande qua stasera col nostro filo italiano. Siamo in cantina, siamo qua pronti per portarvi allegrezza, contentezza, discontrazione e parlare della nostra cultura con la nostra lingua, il nostro mezzo di comunicazione che abbiamo imparato con i nostri nonni, con i nostri pare, bisnuni, trinuni, tataranuni e di là avanti, i nostri migranti, quando i venissi d'Italia e ha portato con loro la sua lingua madre, la vera lingua italiana, che in cui la si riconoscesta quanto il Brasile, ovvero la mescolanza di tutti i dialetti che i nostri migranti hanno portato con loro, si chiama mescolare su ancora telenave, no, si chiama maridai su, tra vicini, tra amici, una comunità e l'altra, e ha misturare, ha mescolare su i dialetti, ed è questo se venisse fuori l'italiano, lingua riconoscesta per il Ministero della Cultura, per l'IFAN, a tanti e tanti anni, desde 2014, a seconda lingua a essere riconosciuta dopo del portoghese, prima si sta quella delle libbre, dei segnai, dopo l'italiano, e ha riconosciuto anche due indigene, ma il nostro italiano è fortissimo, sapete perché? Perché la seconda lingua più parlata qua del Brasile. Immaginate qua del Rio Grande do Sul, qua la nostra regione credo che ancora in certi posti è capace di guadagnare del portoghese, vero Serginho? Ben così, allora qua si parla gran tanto l'italiano, de gusto, de vero cuore proprio, perché non volemo mica assar morire questa lingua. Allora avanti che si casa, stai insieme con altri fin le 9:30, va bene? Tito e Serginho che avete visto che qua è di casa, vero? Che abbiamo neanche annunziato, vi domando scusa, mi e Marco Marsaro quando siamo in corti, ciao ma i suonatori, neanche me sonai qua, neanche il Brutin, neanche stasera che ritorna il Brutin, mi non so per chi che ha dato quell'appellido qua di Brutin, lei è un cristiano perfetto, non ha difetti neanche a uno che mette appellido di Brutin. Lei è Nilson Balbinot, lei è importato del Vanini, proprio così. Allora che faremo anche a scuola del italiano, opa,
che viene della Sudita e che viene parlare solo i sostantivi con Juvenal dal Castel, presidente della Sudita. Che abbiamo da parlare anche un poco qua sopra la epoca, tipo così, andiamo a parlare a 40, 50, 60 anni in trio, che a epoca qua si fa che non anche che si laurea in colonia. Guarda che importante, andiamo a parlare cosa che si fa, no? Anche parleremo un poco sopra frutti, i frutti della epoca, angurie, meloni, uva, così. Che abbiamo allora appena parlato Nilso Balbinot, che è qua con noi, sono i cognomi, ancora de me famiglia, mico famiglia, Bolis, che Basio, che si chiama Baio, che ne Carlesso, che ne Ferronato, per parte delle donne. La prima che so mi fin su alti che se mondai, secondo l'Angelita Reolon, che è la mega giuta, la Ferronato. Ecco, dopo Carlesso, dopo Basio, dopo Bolis, dopo Locatelli, che è mia mamma. Va bene? Queste sono le donne dentro la famiglia dei Marostica de me pianta. Così sì. Cantemo, ridemo, scherzemo, mangiamo, bevemo e se appassemo in nome di Adilnet, provedor di accesso internet con tecnologia fibra ottica. È un schiasso per arrivare a casa vostra, però di qualche maniera che siamo qua, miracoli famiglia e calori. Migi Plus, la ragione per tutte quante le bestie. E adesso che è la secca, adesso che il gramado è medio secco, la silage di finirsi, Emilio è caro, la ragione viene pronta, non corre mulino, non corre masenar, non corre misturare, i supplementi mette tutto a pronto, qualche tipo di bestia, ragione da Migi Plus, va rento la internet, ancora viene passarmi le informazioni su quanti chilometri i gira sto anno che ga passa qua. Vedrai solo 2 che loro entrega a ragione. Abbiamo la botta super leve Baspan, è il meglio stivale che sta in il Brasile, guardate che spettacolo, guardate che maraviglia di un stivale, bellissimo, e lui è né freddo e né caldo, e mantiene a temperatura buona. L'è della Basso Pancote, uno dei 10.000 items dei prodotti distribuiti per tutto il Brasile, per i prodotti agropecuari. Allora se Baspan questo stivale qua, ultra leve e super leve. Polivalente, un supermercato che tiene un conceito di essere un mercato da famiglia di Santa Rosa, della famiglia Deito, stasera che è una bifada a capriccio che viene qua del mercato Vittoria. La Soghero là è capriccioso, no? Ecco, questi 2 supermercati. Abbiamo vodka Raisca, la vodka che fa la meglio caipirinha, e anche la guadagnadora di un concorso delle Moscatel, che è la Oremus, un prodotto di quasi 100 prodotti di Afante, de Flores da Cunha, qua del Rio Grande do Sul. Pian Alimentos, la son per can, gatti e pesci con altissima qualità, alta conversione, il cagnetto e il gattin, e la ragione certa, giusta, fatta a capriccio per la impresa Pian, ecco, e lo riga anche una ragione speciale che si chiama priorità, perché la tua bestioletta di estimazione la è una priorità a casa tua. Modello Penei de Bento Gonçalves, Truconasso, a Agostinho, a Igelso, a Gustavo e a tutti i suoi collaboratori, direzione e funzionari e clienti del Modello Penei de Bento Gonçalves, qualche tipo di pneu. Bridgestone, Firestone, industriali, sportivi, fuori di strada, agricole, nazionali, importai. Ecco, il pneu che ti immagini l'oriloga, qua da Modello Penei. Va bene? Rede de postos Buffon, te vedi di una strada, giallo e negro, la bomba, la giossetta del combustibile, Zede Serafina Correa, ha quasi 100 posti di combustibile in volta qua a Rio Grande Sul Santa Catarina, buon attendimento, qualificazione dell'attendimento, professionali capacità e treinai e la qualità e la confianza di un prodotto buonissimo. Getto capito? Rede de postos Buffon, dammi che il piacere lì abastece il tuo auto, camionetta, camion, vero? Linea, te a rede de postos Buffon. Avemo là, Vinicola Vanni Sul, de Flores da Cunha, da famiglia Dalbò, un struconasso. E avemo de parlare qua della rede de lojas
Paludo, o Liquida Verão já começou na Paludo. Cosita assim. Descontos progressivos, quanto mais você comprar e levar, mais desconto você ganha. Uma peça 10%, 3 peças ou mais, 20% de desconto, itens selecionados com até 50% de desconto, você pode pagar em 10 vezes. Rasteiras femininas, Santinelli e Beira Rio, apenas R$ 39,99. Camisetas Riff, masculinas por apenas R$ 59,99. E tem mais o t-shirt, e a regata Olímpicos feminina por R$ 69,99. Enfim, vem logo aproveitar o Liquida Verão na Paludo, sua moda, seu estilo. Va bene cosita? Ma mi chiamo Rento, i compagni del programma, che viene Rento che dai una buonasera qua, dopo che abbiamo i suonatori per andare a banda là, chi si è pronti per suonare. Trevisan, viene Rento qua, ecco, ghetto menadrio, Balbinotto no? Chiamalo Rento anche lui. Avanti Balbinotto. Buonasera. E allora, come va? Bene, e te? Bene, ecco, pramoso de vedere, E tu, come stai? Buonasera. Tutti sani? O camisa branca é o dono da lancha. É assim? Ou o dono da lancha é o cabeça branca? Quanti anni gala la camisa qua? 14. La mia era la 8. A 8. La gato ancora? Che mia, Josiel, è a 8? È a 8. La 8? A 8. Proprio quella. Ma te sì bello, te sì fantastico. Sempre sta bello, desde la sesto. La gente che vede mia. Quando sono andato a battesarmi, il coniuge John è venuto e ha detto: tieni che da conto al mio papà e a mia mamma che ha detto che questo qua va da ben bello, perché guarda che bel tosetto. E avevo mia ragione. Mi ha sbagliato. E mi ha dato il bruttino perché allora? Ma mi non posso credere. Ma chi ha inventato un cappellino là? Chi che ha scommissato? Chi che ha scommissato? Le sta una donna ancora. Lei era ciucca. No, era ben sincera, era per quella. Ah, sì, la cadita ben cosita. Vuoi sapere come che le sta? Sì, vediamo. Lei è una storietta curta, ma bella. Tu vedi com'è che dà le cose. Mi era sentata alla bodega di a 8. Ti sei a 0 allora. No, mi dico a 2. Devi guardarla bene, lei la volta, sì, proprio. Vai. Cioè là, sentate alla bodega, io dico, carte verendo queste donne. Mi è andato a pagare un po' di cacciasa che sommo, che aveva bevuto e comprare sigri. Il ragazzo tira fuori i soldi, che ne aveva diversi. Mi ho detto, a te vai 20, che c'aveva per nome che ti dai i soldi. La gadita, no che tu sei lì. Vieni strada a piantare la mano insieme alla schiena, così te la gadita. Te sei un bruttino, ma ti fai un bel programma. La bodega piena, ciò. Ma di là avanti. Con le date fuori, foi a festa. Di là avanti te oggi. È un 5 anni. Ma il nome te si ti che te lo fa, è vero. E allora hanno altri qua, anche i suonatori vuol sapere, podemo chiamarti De Brutin o no? Pode, ormai non è meglio Brutin o Solimões? Tutti e due anche. Tutti e due, ma amico idea che Brutin. No, Solimões Solimões che ne è un becche, no? Sì, allora Brutin. Mi può essere Solimões 2. No, ma vai per Brutin. Brutin, batte danco. Domani mi go seconda volta Brutin. Domani mi go costuma. Pronto. Perché te sai che te costumi che una cosa le mia facile. Sì. Ascolta che sei una domanda per fare. Una domanda. Ma attenzione, altri ascoltatori, altri radioascoltatori, no, telespettatori, altri che ti vedono, ma siamo costumati con il programma del radio. La sena domanda, ma non sti spaurarve. Non sti spaurarve. La sena domanda. E che mi regali, no, stasera? Sì, che regali. Ma chi scompartisse? Bisogna scompartire. Come funziona allora? Scompartire, commentare qualcosa, là, marcare qualche allora mostri i regali, regali. Vediamo cosa che è. Una bottesella, cioè lo che aspetta che mi verdo, ti ciappa un altro là. Guardi bene qua, guarda. Tocca verde qua, tocca quasi fare un corso. Guarda. Signor Madonna, vengono fuori a che lì. Vitto Brutin che mestieramento. Le mia una scarsa per portare il gnocchi per pescare, Guardi. Perché ne è un rischiero là, mi pare. No, che ne tutto pal vin, guarda. Per verde. A basso pancote mi ha mandato un'idea e a tutta tu turma là, grazie. Guarda, tutto solo al vin. No. Sarà che le detesta in Sì, le dirà. Ma tanto vuol mia dire. Adesso. Ecco, deve restare la trivella virata in su. No, in giù. C'è ancora ben che Serginho che vede banda là. Ma dai un saluto a Morenon che mi ha dato un regalo. Sì, allora
Un solo guadagnatore guadagna tutto quel lavoro qua. A grammatica, E perché il è grande, libro, è il libro, ecco, e anche un sedere di Bartoldetto e un de Marostica. Proprio. Ecco, così allora, va bene. Stasera, dopo, noi facciamo il sorteio e mettiamo su il face, mi avera? Se cosita? Sì, va bene. Ecco. E allora, una frotola, sì o no? Ho idea per scomissiare ben, per perdere? Ma chi Chi che conta? Mi voto in bruttini. Anche mi voto in bruttini. Ecco, 2-0. A indovinella. Ah, sì, indovinella. Devo guardarmi la indovinella. Indovinella. Allora, come che sei indovinella? Fa un meno. Fai sì, te, fa fai te. la Roger domanda. fa indovinella. Cosa Aspetta così. Cosa zelo. Vai di nuovo. Cosa zelo, che per metterlo tel cul bisogna dargliene le cadine. Ma le mie sporca. Le mie sporca. Le niente quel che si devi pensare. Cioè, a fin freia ottola. Signor, perché trema fino alla Allora panza. guarda bene. Cosa zelo, che per metterlo tel cul bisogna dargliene le cadine. Che l'ora è più facile. E lo che? Tanti va a rispondere giusto, per star sicuro che Sì. tanta gente pensi che sono bene, perché tanti italiani, le nonne, i nonni, a tanti anni fa dopo parlare la parola cool, era qualche cosa, via del drill del cool, il cool del jeep, il cool della dell'auto, macchina, il cool cool della dell'auto, tutto carretta. quel che era del drill, il cool della carretta, era, mia così, ecco. Va bene? Sì. Allora non è niente sporca, lei netta, è bella. Ecco. Rispondi. Altro che Marco, sporca. è il primo che risponde, ti manda subito qua il nome. Ed Deo. Ecco. Che si finia. Non è Tocca il guadagnatore Sì. dei regali, Sì. ma lei è solo per un scherzo, va bene? Ecco. Ma guarda che questa qua mi sono pensare. Ah sì, Perché una volta... Testa mia. Una volta la professora le dio da che scuola in Tosatei. Sì. E che guarda che Giunzinho andava così da una mosca se tre in cima Del Deo. del ponte del Deo. Cioè. Maria. Là da un pochettino, di nuovo, la mosca andava là. Oddio. No. Cioè la professora la guarda, la maestra la pensa, ma gallo di fa una magica. La scomincia anche ella. Cioè. Va bene. Col Deo e vai e niente di mosca. Il Giunzinho leva su. No, non funziona così, ta maestra. Ti tocca impiantarlo del cul prima. Dai che devo parlare di Ciao cul Deo. Susi, ciao, fin Marti che vieni. No, ma gente. Ma lo mio, quella là dipende No, risposta. che niente vede. Marco i cabelli rispondesto, ciapa là. Oh, là. Chi rispondeu? Chi ha rispondesto? Valdesir Santo Trentin. Valdesir Santo Trentin. Il fil della Guccia. Ciò che mi mangia. E il fil a nonna. Proprio, la mia nonna proprio. che vedeva mia, loro lo fissea perché va a ti comprare già non si comprare già indemmo allora diceva nenne vieni qua impirami il fil del cul da Guccia mi dia là nonna Visto? e allora che ne era il fil doppio e il fil Sempio. Sempio. Fil doppio, ingroppato doppio e fil sempio. Allora il fil sempio l'era ingroppato in fondo un groppo e qua in cima senza groppo. Sì, per passare dentro. Allora il stea un lungo e un curtin qua. Mi è vero? Per dopo? Penseo del fil da Guccia allora Trentin led de shoppingzinho Paraná. Trentin. Shoppingzinho Paraná. Cosa zelo che vanti in piralo del culo e meglio darghe una leccadina. Là è il fil della Guccia, va bene? Ecco, proprio che tu vero. visto che non sei niente sporco? No. Le sta sporca quella maestra, quella sì è stata pesata. Ma funziona la mesma cosa. Allora, è andato che è tu una per Go una lì. Te la 8 ne? È 8, te a 8. Ti sei dalle praie ti di nudismo? No. Butto vede che sei pedo che arriva. No. No, buon. No. Sta mia fidarte. No, praie... Smorza tutti, stiamo senza audienza. La che l'intacca. Ma il personale vi piace più tanto cose mestiere così di sé. Simple. Cose che Peso. Va, peso vediamo allora. Allora c'ho praie nudismo devo andare nudo, ne? Sì. Ti puoi entrare là A tranco il barranco. e roba su. E allora la donna
l'uomo e la sua donna e il tosatello, mi ha detto il tosatello. Famiglia. La famiglia, il tosatello ha 6-7 anni. Fin sul pelleocca da No, paura ma che guarda, no, puoi stare tranquillo, questa boh. qua la è Potevi mansa. stare tranquilli, non sti ma sì. sforzare la televisione. Quel che l'era di pesato le ben dà. Vabbè, va bene allora. Ciò e va là rento, là, cioè se è con paura, né? Perché Sì. sarà lo che la, sarà lo che la. E tu sai te il Vardea, ciò che sto tattino è questo e quello. E gli fa una domanda a suo papà. Sì. Papà gli ha detto, come gli ha detto? Ecco, ma noi torniamo perché ha dato un piccolo problema che manca luce. Ecco, te vedi che senza luce non si va Non a si fa posto niente. neanche a un. Non siamo neanche buoni di andare a casa di quei che Dio vede meno avanti. Va bene, ma ti eri ferma dove proprio? Te la praia del nudismo. Ah, signor, no che te eri là. Sta per quella che Vabbè, fatica no, vai, e allora? E allora là- Era il pupà, la mamma e un fiore. E fiori, fiori che hanno Vardea uno e l'altro, là c'ho tutti, là che muccia di gente che ha detto, papà, mi vuoi domandarti una roba? Pols, sì. Ha detto, come che ne? Chi ha il pingolino piccolo, un medio e con l'altro più grande. Sì, perché- Tu sei interessato che lavoro Fino là. adesso temo di andare bene. Sì, E E allora praia lui del che- nudismo non è come mi vede il pingolino. Sì, non è. È È naturale, è un'arma che ti in catena. Sì, beh, ecco. È come che dire una parte del corpo umano. Sì, già, è importante. Quella più importante di tutti. No, E più lo- importante è il sacchetto. È anche quel perché porta Sì, perché sennò toccaria mia andare in volta con i ballottini in mano. Sì. Dio signore. Senza- Guarda che cai la luce di noi. E allora deve fare un mestiere di zibrutin te e le ballottine. qua, Dio perché- signore mi. No, Oh, Tito sai urlare. non mi ha fatto il mondo per. Lo ha fatto perfetto, E lui, quando ho detto te, lui le veniva sto te. Veniva live. Un'altra che era di luce qua. Un'altra che era, mi puoi vedere dalla saetta Ci adesso. avete in sudori del Ma caldo. scusi di Dio. Maria di Dio. Ma- Beh, allora avanti. Ma te sai che fossi mia quella, ti potrei andare in volta, Sì, affetto come perché- ciò? Pensa Oh. quanto importante è il No, sacchetto. No, è cosa straordinaria. Straordinaria. E allora sto pupà che ha rispondesto, Sirgalita, vara qua. Quel che lo ha piccinini, è poretto, un poretto. E quel che lo ha un pochettino più grande, il medio, è ricco. E quell'altro che è grande, milionario. Madonna. Oh, pupà, ma sapeva mia, è così, se una volta scondeva tutto di chi mi stieri dare. Mica con te, parliamo niente. di- Niente. E va a casa la sera e il di Dio, io andare di nuovo il tatinga, il tosetto. E la mamma dice, vieni un mi, perché il pupà va, e che tocca andare col camion, era camionero, che tocca andare a viaggiare, tocca fare un viaggio. Lo andai là, lui là. E la mamma arriva di là, dai rento, cioè ella l'ha seccata con un moroso che la aveva, avanti di maridare. Vecchio. Vecchio, mio vecchio. No, ma un moroso vecchio. È vecchio, Sì. un moroso che sta in drio. Fanti di maridarsi. E ciò e se abbracciai su, sa qui, sì, e tale. Fino a te ti invardea. E sbaradita. Passa il giorno, è andato a casa, arrivai a casa, ciò pupà arriva. Detta, nene, vieni qua, che contami come che le sta la là. Delle praie, oh pupà, che bellezza, come giri meglio che n'era una muccia di gente
E la mamma se cammina che sta con moroso che la aveva avanti a maridarsi col papà. Oh, eri lo come ciò. Guarda, papà, quando che lei arriva, lei era poveretto. Là da un pochettino che abbracciava la mamma, le resta ricco. E avanti viene a casa, lei era milionario. Che subiu, ciò. Subiu. Ai, bravo, va bene. Posso andare, banda ai suonatori? Sì. Vuoi ringraziare qua a Modello Penei di Bento Gonçalves? Ecco, che ha Penei di qualche bitola e fa geometria, balanceamento, rangia le gomme sbusa, no? Ecco, e ti attende proprio tanto bene a Bento Gonçalves Modello Penei. E anche un saluto a quelli della Polivalente. Supermercato di Santa Rosa, da Famiglia Deitos e qua Serafina Supermercato Vittoria. Va bene? Sì. Ma l'ha cotito vecchia che gale, che quella di prima là che ha dato. Banda di qua allora. Buonasera Tusi, Tito. Buonasera. E allora, come va? Buonasera, Serginho. Buonasera, allora. Buonasera. Tutti sani, tutto a posto? Sani. Perché ti ho recuperato il reader là di Romano. Ti sapevi mia allora, no? Quella lì. Já pensou? Tem qua che mi tocca Sì, suonare. sì, qua che tocca suonare. Vieni qua, c'ho i meia che toi. Va bene, allora, tutto a posto, tutto beleza, tutto tranquilo? Tranquilaço. Tudo Bom, bonito. e voltando ao trabalho ou não? Como é que estão as coisas? Tá bom? Tá bom? Na verdade, ali já em outubro voltamos ativa, né? Outubro, ali, novembro, voltamos. Estamos meio preocupados agora, de repente vai dar uma. Pois mas é. acho que não, acho que. Deus é poderoso, não vai acontecer nada. Aqui nós temos dois casos. O Tito é músico e professor, maestro de música, e o Serginho é agricultor. Então, a pandemia vai afetar o Tito, né? E a seca já está afetando o Serginho. Serginho, dói na alma, né, Serginho? Dói um pouquinho. Buonasera De Garo, buonasera a tutti che il Dio assiste. Se va intorno, né, si dice non solo no altri, né, ma tutta la regione Dio che la soffre, si vede le produzioni di soffrire, di seccarsi, te sai che le bestie che le tocca mangiare, ma andiamo avanti. Come la pandemia siamo mai passati fuori, mi credo che questa qua è fiacchetta, un po' di cacciassa la copriamo. E passeremo anche a sta seca, né? Vem arranca la piova. Vamos aguardar, vamos esperar. A questão é que é complicada quando tu não tem o que fazer. E ficar pré-ocupado é pior ainda, né? Não tem o que fazer sem chuva, né? Tu passa na estrada assim, os agricultores estão na sombra, tomando chimarrão, não tem nem trabalho, não tem nem o que fazer. É ou não é verdade? Não tem, é uma cadeia. E tá pior ainda para quem tem vaca de leite, quem tem porco, né? Os bichos precisam. Pior as vacas que não tem pasto no potreiro, né? Tá tudo seco. Penir a pança, né? E allora vamos lá, coragem. Vamos, coragem, se tiremos avante, que lá no que vem, Ledrio vem. A safra vai parar agora, já vem 2022, tem a safra de inverno, né? O plantio de inverno para silagem e outras produções, o trigo. Eu acredito que esse ano aqui vai se plantar muito trigo, Serginho, sim ou não? Sim, com certeza. Gonhanca visto era di nessuno andar su tagliare foglie di palmiere. Il paese dice che a sesta secca grande, le sta al 46, idea, non so pulito, non mi ricordo. In a tagliare 2 foglie di palmiere, delle piante per dare alle bestie a mangiare. Claro, non era tante bestie come in coi. Sì, ma pensa la secca. Ma 8-10 bestie, tutte famiglie, via. Cavalli, allora rabuti, mariamole, bestie che piace tanto fuori di mariamola, palmir, quel caresoni, quel che veniva davanti per trarre bestie per mantenere vive per mondere le vacche. Le mia la prima e neanche sarà la ultima. No, te che hai proprio ragione. Tito, vamos fazer uma música? Vamos lá. Qual que vocês prepararam? Nós vamos fazer la Femo Giramondo. Giramondo mi piace tanto perché Giramondo è il nostro stile. Chi che va a dire, ele dice là la musica che chi che va in cerca cata una donna come lui va avanti, né? Va avanti. Che cosita. Va là. Volevo solo dirlo che ha detto che lui è un musico professionale, mi sono un colono. E mi tocca dirlo qua in aria che Tito è uno dei meglio musici profissionali della regione, professor, maestro, arranjador,
ele sa del buon tutti i stili di Conhece, musica. seria un musicista, Eclettico. vero? Musicista? Isso, Musicista e anche canto, insegna canto, Sì. sa, mi ha dato diverse coordenate, ma non è facile farmi capire la musica, né? Tito? Precisa tempo, né? Tudo no seu tempo, né? E parla Ma mia io tanto, Tito assim, ó, e parla mia tanto italiano, ma Benini via lá de Barafunda. É Benini, sì, é Benini. A quelli di Barrafunda, Struconasso. Ô, manda um abraço pro pessoal de casa. Então, pra minha irmã, com certeza, Noeli que tá assistindo, né? Sim. Toda a minha família lá de Novo Apesar de Barreiro. nós não termos colocado na chamadinha que vocês estariam aqui, peço desculpa. Tá. Struconasso tutto Struconasso. Sì, Serginho, manda un saluto a Geromin, Soton. Geromin che è stato all'ospedale, devo passare, guarda che caldi qua, vedo che è fiacotto, ma devo che seccava fuori. Quello era attorno In fondo da colônia, a música que a gente fez foi lá na casa do Serginho com o seu Jerônimo e a dona Odila. Come se fossero i nostri nonni. Mi si orgoglia, Franco. Ma allora vatti che vi una cosa tanto in comune, Valtidu, che si i nostri amicissimi. Lì, vai là. Un giramondo come me, che cambia strada appena può, deve trovare nella vita la donna fatta come lui. Se girando il mondo troverò una che pensa come me, avrò trovato la mia strada, il resto poi sarà da sé. Giorno dopo giorno l'aspetterò, passo dopo passo io la cercherò e la troverò, la troverò, la troverò. Ma un vagabondo come me, che insieme alla felicità in fondo vuole dalla vita solo d'amore che non ha. Vai Tito! Giorno dopo giorno l'aspetterò, passo dopo passo io la cercherò e la troverò, la troverò, la troverò. Ma un vagabondo come me, che insieme alla felicità in fondo vuole dalla vita solo d'amore che non ha, volo l'amore che non ha, cerca l'amore che non ha, solo l'amore che non ha. Che spettacolo, che meraviglia! Marco Marzano, passa Passarento, e allora compagno, vai o che? Vai Marosca, buonasera a tutti i casi che siete ascoltando. Bramosi da vedermi! Siamo stati 15-20 di distante. Sì, distante dalla nostra gente, ma il filone è Drio ritornare, grazie a Dio, grazie a Valtri che assisti, che scompartì, grazie ai nostri appassionatori e a equipe che sei qua, vero? Ben quea. Stato ben? Ben. Passare un fin di anno bene con la famiglia, giusto? Maravilha, posto, né? E ringraziare chi che si Dio scompartigliare, né? Che stasera che c'è il sorteio, come che detto guarda prima. Guarda che bei regali. La cuia, regali lì per destampare i garafuni sì, e anche Cavastropoli. I CD e anche la grammatica. Il libro della grammatica. E ricordare che tu ringraziare il grande Bicco. Ah sì? Che sì, ciò che se venisse le tose qua e dopo le andate a mangiare là,
A Pizzeria Grande Bico è una pizzeria famosissima de Serafina e de Serra Gaúcha. Sì, che tanta Se gente. veni a Serafina, tocca andare a conoscere il santuario, vero? La via Genova, le nostre parti turistiche, conoscere la nostra gente, la ospitalità della nostra gente qua da Serafina, vero? Tanto riceviamo tanto bene quelli che viene fuori, ma per andare a mangiare l'ora il posto giusto è là. che è la Pizzeria Grande Bico. E anche che abbiamo un ristorante do Club Gaúcho, si chiama Ristorante di Veneto, un verde a mezdì e un verde a sera. Ora da certo, Ecco, dai, giusto così. Allora a Beto e a tutta l'equipe do Grande Bico, Pizzeria Grande Bico, pensate una pizza. Là te mangi bene. Ecco. Parlare città allora, Chisé Conanti, Cordilheira Alta, Soledade, Carlos Barbosa, Cascavel, Faxinal dos Guedes, Lajeado, Bento Gonçalves, Londrina, Catanduva, e che se là della Italia, Luca Cracco, che le dio te ascolto con altri, Marau, Roca Sales, Coronel Vivida, Nova Prata, Barafunda, Tenda do Gringo. Opa, Struconasso al céu, vai o quê? La sua Florianópolis, desconto. Ah, va. E a praia lá que sì, assiste. tutto l'anno sera in Gennaro. Sera va anche lui descansar. E lei è un produttore rurale, Serginho, che ha piantato tanto anche lui sto anno qua. Tanto, mica facile. Ma infatti se i negozi va male il corpo non può patire. E anche della Italia in Trentin, Fabio Berlanda, che le te ascolto. Berlanda. Chapecó, Quilombo, Pedras Grandes, Barrão, Dois Lajados, Rolante, Porto Alegre, Novo Hamburgo, Sombrio, Caxias do Sul, Campo Largo, Guaporé, Montevideo, Goiás. Ho visto aquela città nuova che si ascolta. Montevideo? No. Montevideo. Goiás. Che ha 13.000 e pochi abitanti. Opa, tem que pesquisar. Ho pesquisato. Goiás, vai o quê? Te ascolto. Espumoso, Paraí, Tapera, Toledo, Rio Verde, Flores da Cunha, Brusino, Trento, della Italia. Dois vizinhos, tanti da Itália essa sera. Dois vizinhos, Casemiro de Abreu, Água Doce, Canoas, Shoppingzinho, Renascença, Coronel Pilar, Viadutos e Concórdia. Concordio anche a me. E allora? Maravilha, né? Maravilha, spettacolo, struconasso de vero cuore a tutti gli altri che si devono vedermi, E noi altri siamo qua per mostrarvi un pochettino di quel che sappiamo, che abbiamo imparato del nostro italiano, e animazione in italiano, un programma di martedì sera. Guarda, è importante, questi giorni qua che funziona, ascolta bene, go parlare e che ha dato giusto. Ti che te sei casa adesso, in questo momento, quando che te fermi, una schianta un pochettino, pensate di una persona, un amico, un fratello, un cugnato, una persona parente, che l'è andata a stare distante, Sì. E che per caso te puoi immaginartela che loro no, i samia del nostro filò. Mi è vera? Sì. I samia che nel nostro filò. Falli sapere. Chiamali e digli, intacca il cellulare adesso o mettiti a televisione. Mi è vera, Marco? Bem pensada. Ecco, bem pensada. così. Tanti che andare che nem in Goiás lì, certo? Sì. Che non che andare E embora. tanta gente va a città che non ha mai sentito dire. Bem così. Marco, noi che abbiamo adesso di chiamare i nostri patrocinatori. Opa, ma importante. avanti di mettere i patrocinatori, dobbiamo vedere la sonata che abbiamo fatto per il finale di anno. Marcas do che si foi. Bellissima. Sì, ben avanti esecutada. dell'intervallo. Sì, devo Con assistere, l'Ester. claro. Allora noi che abbiamo fatto qua, che abbiamo chiamato Jaime Pastre, le cognate Serginho. I gassonati, anni insieme, ancora sono insieme. Allora che abbiamo fatto marche di quel che andà, casena sonata che mi ho fatto la versione del portoghese pro italiano. E allora Jaime Pastre, la Deborah Vivian, Vincenzo Marosti che fa l'introduzione, e Clemente Stanislaschi, nostro amico, vero? Suona col gruppo Giramondo, va bene? Lui è Clesio. Clesio, proprio che se là de Bento sicuramente Dio vede meno avanti. Assisti questa versione qua in italiano Marcas do che si foi. Va bene, Marco? Andiamo a vedere. Vai là, Josi. Buongiorno, misera Drio pensare che noi abbiamo una responsabilità per tornare a questo mondo meglio, parlare di più con gli amici, con i fioi, con la mamma e papà. Proviamo a fare di più questo estero, per tornare a questo mondo meglio e in pace.
questo anno di pace e tanto amore, quel che vuol per un amico, e dai la man del cuore. Il tempo passa e con lui camminiamo tutti insieme senza fermare, i nostri passi in te la strada va a restare. Marche di quel che andà, sogni che andiamo a fare, come tutto il giorno nasce, non vincada desmisiare. Questo anno vuoi pace e tanto amore, quel che vuol per un amico, mi dai la man del cuore. Il tempo passa e con lui camminiamo tutti insieme senza fermare, i nostri passi in te la strada va a restare. Marche di quel che andà, sogni che andiamo a fare, come tutto il giorno nasce, non vincada desmiziare. Marche di quel che andà, sogni che andiamo a fare, come tutto il giorno nasce, non vincada desmiziare. Marche di quel che andà, sogni che andiamo a fare, come tutto il giorno nasce, non vi cada desmiziare. Marche di quel che andà, sogni che andiamo a fare, come tutto il giorno nasce, non vi cada desmiziare. Marche di quel che andà, sogni che andiamo a fare, come tutto il giorno nasce, non vincada desmiziare. Marche di quel che andà, sogni che andiamo a fare, come tutto il giorno nasce, non vincada desmiziare. Spettacolo, bellissima! Adesso andiamo ai nostri patrocinatori, quelli che dà forza al nostro programma. Vai là!
caminho tem Buffon. Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Eita là, siamo back di ritornare col nostro filò italiano, scompartì, passei avanti, che avevamo dei diversi regali per sorteare, per quei che scompartisse e commenta il nostro filò, va bene? Ma l'ultimo filò nostro qua, che sta in 2021, e l'anno passato, no altri, guida che sta il giorno 21, se non mi sbaglio, che sta le tose do grupo de Alpargatas, as nossas amigas Paloma, Miqui, a Mari, mas tem mais meninas que fazem parte do grupo de Alpargatas, que são de Bento Gonçalves, um grupo formado apenas, simplesmente de meninas, mas é fantástico, elas tocam muito, animam muito, são bem bacanas e são nossas amigas. E elas estão participando de um reality musical chamado Estrelas do Sul, e estão na final, e elas têm um recadinho para vocês. Presta atenção, vai lá, Josiel! Buongiorno, buon pomeriggio a tutti, buonanotte! Qua chi che parla è la Paloma e la Miqui, e insieme al gruppo De Alpargatas! E sono qua poi per invitare a tutti per fare la votazione del reality show Estrelas do Sul. Giorno 12. Andiamo! Andiamo! Ah, ecco, Estrelas do Sul, é lá que tem que entrar, né? Digitar Estrela do Sul, senão do grupo de Alpargatas, enfim, pra votar, pra ajudar as meninas, né? Va bem? Un struconasso a Valtre, muita sorte. Marti che viene là il giorno di sdotto, viene lì Valmor Marasca e Ivanor Possebon, Vardelicia. No, non ti si non dà, ormai le mangiamo. Non dà di star senza assistere il filò virtuale italiano del Facebook di Edgar Marostica il giorno di sdotto del janeiro del 2021. Mi Valmor Marasca e mi Ivanor Possebon. Sento convidarvi tutti a assistere martedì che viene, giorno di sdotto, alle 7:30 di notte, filò virtuale italiano del Facebook di Edgar Marostica. E allora, sì, adesso va, le centrine se la recupera. Sì, adesso va, le centrine se la recupera. Fino a martedì, giorno di sdotto. Ecco, sì. E mi sono Serginho Zottamo e Lutito. Rigadeta Valmor. Ecco, un struconasso a Valmor e anche a Possebon, che sarà qua martedì che viene. E allora, Tito, tranquillo, beleza? Tranquilaço. Serginho, e allora? Vou pedir licença para fazer uma música sertaneja, que eu e o Tito tocamos muito sertaneja ali nos bares da vida, é assim, né? Bares da vida, bailes da vida. Bares ou bailes? Vou tentar acompanhar o professor, para andar em trio. Falar em baile, antes dessa sertaneja, puxa uma de bandinha de baile, daquelas que tu tocava lá no grupo Aplauso e aqueles... Vamos ver? Você me olha, você me fascina.
Me sinto louco por você e esse amor me domina. Podemos sair por aí, fazer um programa legal e um fim de semana curtir. Que tal, que tal? Vai, vamos ver. Chega mais perto de mim, mais perto do meu coração. Se tudo der certo assim, que bom, que bom. Aê! Ô Tito, saudade dos bailes? Ah, dá saudade. Bah. Mas o bar é bom também, né? Quais grupos tu tocou? Ixi. Foram um monte. É daqueles que ele não tocou. Comecei lá na Barra Funda com o Neblina Show Band. Neblina Show Band? Porque na verdade lá tem o Rio da Várzea, né? Tu acorda com o meio da neblina. E aí não conseguia se dar o nome pra primeira banda lá. E aí um cara chegou, olha, vocês têm cara de neblina. E ficou neblina. Ficou neblina. Aí vim pra Serafina, daí banda agência, aí foi pra Apolo 13, aí foi Mescalito, Almas do Mundo, Banda Balada, que ganhou o disco de ouro. Não era aplauso, era balada. Balada. Era balada. Dozinho, né? Isso. Depois, vamos pedir licença para os telespectadores, depois ou agora, ele fazer um trechinho de Raul. Porque um dia nós estávamos tocando um baile e chegou, sempre tem o cara meio exaltado, né? Sim, certo. E o cara chegou e disse, toca aí uma do Raul! E o Tito, com a sua calma, disse, escolhe aquela que tu quer do Raul. Aí eu me liei, ele disse, pode ser qualquer uma. Pode ser qualquer uma. Sim, Mas vamos deixar pra mais tarde, eu acho. Sim, pode Mais ser. Agora então agora uma sertaneja? Uma sertaneja Vai que lá. eu acho que o pessoal gosta. Quanto tempo o coração leva pra saber que o sinônimo de amar é sofrer? Num aroma de amores pode haver espinhos. É como ter mulheres e milhões e ser sozinho. Na solidão de casa, descansar. O sentido da vida encontrar. E enquanto dizer onde a felicidade está. O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos. Sinônimo de amor é amar. O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos. Sinônimo de amor é amar. Revelará o mistério e tenha fé. E quanto segredo traz o coração de uma mulher. Uma triste a tristeza mendigando um sorriso. Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso. Quem tem amor na vida tem sorte. Quem na fraqueza sabe ser bem mais forte. Ninguém sabe dizer onde a felicidade está. O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos. Sinônimo de amor é amar. O amor é feito de paixões e quando perde a razão,
Não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos. Sinônimo de amor é amar. Che spettacolo, che maraviglia! Ciao a tutti! Veni avanti, mi mando un struconasso a vinicola Vanni Sul, Moscato Giallo, Niagara, Bordeaux, Cabernet Sauvignon, Loro vai in cerca dei rappresentanti. Vuto vendere un vin né in garrafone, né in pet, né in garrafe, né in litro, di bottiglie, come che te volti? Ben così, è mosto di uva bianco e tinto, negro, no? 54 è il prefixo, 3297 3305. 3297 3305. Ti potresti vendere vino là? Vinicola Vanni Sul. Vinicola Vanni Sul. Tu te bevi sempre il nostro vino Mi piace le bever. Beve. Vendere neanche tanto. Neanche è più bever che vendere. Sì. Va bene, così sì. Ascolta, devo parlare della epoca di adesso. Quando che te avevi 10-12 anni. Ma fa tempo, se pensa. L'è tempo. No, amico, la testa buona ancora. Toma. Guspacò un parabrisa tempo in trio. Con una testata? Senza spaccare occhiai? Senza spaccare occhiai, che aveva sul bonello che mi ha salvato. Va bene. 3.300 il ha pagato del parabrisa. Una freiata? Freiata. E ti piantava una scornata. Neanche sentivo niente, come un becco. Come un multon. Ascolta. Sì. Ghetto magnà angurie. Oh. Vatti a me angurie o ingurie? Ingurie. Angurie. Quei che dice angurie, quei ingurie. Il mezzo riso, mezzo riso. Mezzo riso. Non che ne riso, tocca essere che ingurie. Ah sì, e meloni. Meloni anche. E uns dice melancia. I medi italiani e quei medi italiani, i medi portoghesi dice melanguria. Melanguria, vuol dire me. Melanguria. E o magrão de Porto fala melancia aí, né? Melancia. Totalmente. Peguei uma melancia ali em Montenegro. Uma melancia. Corta essa, não é? O bicho. Não é esse lado, é do outro. Olha, o seu bicho. O seu bicho velho. E daí? E come vate che era in colonia che te in anguria pieni di sen, com'è che la mangiei? Allora, un pugno e spacchia per medo. E dopo? Dopo doppio, ti strucchea rento. E anguriette mia tanto grande. No, era piccolino. De un pugno, sverdea e mangiare. E quando che arrivate a fin, rento coi manco, sita coi onde man sporche de sapar, e man sporche de sapar, tira via e mangiare. E quando finia di tirare tutto il rosso, bevea il mosto, ma era un mosto becco scuro, che man era sporche, mi è vero? Sì, anche manco. Ben cosita. Ben cosita. È giusto. E dopo resta solo la scorsetta. La scorsetta era fina. Fina perché ti mangi tutto. Sì, roseghea, spacchea e passei i denti a parte bianca. Che la parte rossa te la mangi. Tutta. E dopo il resto ti sgraffei per fare il liquido, come fare il succo per ti bere il resto. Ben, ascolta bene. Se ti vuol sapere se lei è un italiano e se lei è sparagnon e se ha patito quando lei era giovane, dagli un tocco di anguria. Te sei subito. Se ele come só a parte boa da melancia, esse aí não sabe o que é sofrer na vida. Mas se é uma pessoa que sofreu muito, ela vai comer até quase, desculpa, até a parte branca. Sim ou não? Tante volte fin un tocchetto di quel bianco. Finché dà. Sì, che ne era poca inguria, che ne era che la fame la peghiera, ne adonga qualche tocchetto scorsa lui. Anche da scorsa, sì. E dopo fai che qua scorsa? Taglia, fai come a disegni, ti fai, ti tagli in V e dopo in cascea. Come. Ah sì, fai come una opera di arte. Di arte, isto mesmo. Una opera di arte. Con le scorse dell'inguria. Sì. Un'altra cosa, se vuoi sapere chi che sia persona che sei insieme con te, daghe meda anguria e dighi vai tagliate un tocco di anguria. Se il taglia in medo di anguria, allora quella sa neanche cosa che costa un'anguria. No? Quel che taglia in medo di anguria. Ma è solo la parte interna. Ecco. Buon. Qua a casa, minha famiglia, chi sa che chi taglia anguria qua sono io. Taglia anguria tutto attorno. Il paron, mi compro anguria, mi pago anguria, mi taglio anguria. Nessuno mai ha rento di anguria qua a casa.
Capito il discorso? Sì. Ecco, pronto e basta. Ma le cosita. Ma le cosite che funziona? Tanta gente anche in mangia anguria e pan. Oh, pan fresco e angurie. La mare. Angurie, meloni, ua, pan e ua non esiste. A meglio le pan e ua. Pan e ua, Bon, pan e ua. Pan e... Adesso mi scampare. Pan e ua, pan e angurie. Pan e meloni. Pan e laranze. Ma pensa, pan e laranze. Ma mi credo che meglio di tutto se pan e ua. Pan e ua. Pan e ua. Sapendo la ua, che epoca qua, un caldo da morire. Ora se c'appia il baldo, se metteva dentro la ua del baldo e dopo se metteva dopo il pozo per la ua restare fresca o te a fontana, dentro te l'acqua e la ua restea fresca, sì o no? Ma sì. E dopo dena piova, quanto buona la ua e a meglio ua robata de notte. Quella era più buona di tutte. Era più dolce, più dolce. A meglio ua robata de notte. Tu dimmi una volta sono andato. Mi sapeva che veniva fuori. Mi sapeva. Siamo andati a far finta di andare a cassare lebre. Sì, de notte. Per avanti notte, dopo andiamo là a tal casa, che là lui era di stare distanti, che aveva una casa là, ma era di stare 5 chilometri. Lui veniva a lavorare là, ma di notte in a casa. Sì. E che era Che era il vignale? Che era il vignale che sta a casa. Il tuo fratello, mi dico. No. Me vicino, quello della Colombetta, quello che mi ha fatto da Colombetta, mi siamo andati innanzi due, e dopo mica via stop, mica stop, lui anche, ma desfarsato, dopo lui era mia là, lui adesso andiamo a rua, andiamo sotto il vignale. Ma non da roba rua, rua. Rua. Ah, buono. E tocca attraversare un rietto, cioè quel che sta in drio, e che mi ha dato una sassata come, bandano altri. Mi ho perso il rummo. Perso a Tramontana. Sono andato così da Popolare Rio, ci ho troppicato con pianta shop, metto il cano sotto terra. Strabucà. Che una... E poi è andato, se poi... Pintor Andrew. No, quell'altro, giù di me, e quell'altro due niente. Le vie da strada, ero fuori da strada, stando un 300 metri, aspetta, con l'altro vieni, vai là, mi sarete, ma stai no altri. Vuoi andare a sciopettare? Ma pensi che, neanche, mi dico, vuoi andare a rua, andiamo altri, e vuol dire che a lui domani fate finire roba rua. Pronto, neanche prima a rua. E mi quel cano del shop, con mezzo cano di terra, no, ma gente. E tu visto? Baraticcio, Ma ti parli di ingurie? Sì. Ingurie allora una volta? Ingurie. Sì. Mi ha dato il miglio anche. Anche, sì. E allora mio fratello era più sguelto, lui poco voleva lavorare. Ti Nilsson fa che le due file qua, quando ti finire le due file, sapeva file sapeva. Mi votò una bella inguria. Ma dove ero a cattare ingurie che se sapevo che era? Del vicino. Del vicino. Cioè mi pegai, cioè non viene, mi laurea mira. Laurea. E lui da tutto l'inguria non viene. Torna indietro con una inguriettina cosetta. Spacca la inguria, ciò verdane. Amico dita. Tutto quel tempo là viene qua con quella ingurietta, qua questa è cruda ancora. Cruda. Verda, no cruda. Verda. E Galita, lui diceva cruda. Cruda niente, lei è quelle bianche, polvardate. Io di quelle rosse, lei è quelle bianche. Buone stesso. Neanche si è messa. Ma ascolta bene, il tappeto, te pensi se fa il tappeto? Sì, questa è madura. Se era madura. E se no, non si trea via un'anguria. Che trea via? Se fosse stata passata, se fosse stata meda marsa, se fosse stata meda cruda, meda verda. Ma... Se mangia stesso. Anche se mense? Sì, se mense tutto. Allora ascolta, che epoca, quasi epoca di quei tempi là che si mangia tanto, angurie, de notte c'è mia gente a filò, se taglia un'anguria due, sì o no? Sì. Meloni. Angurie. I meloni se sentia l'odore de distante, melon gauscio, se senti l'odore de distante, e la ua anche se senti l'odore de distante della ua. Che sera del notte così. Sì, mica il vignale appena fuori, qua se voli ua dopo andiamo tornare. Forse dopo, quando finimo la live, tutti sotto il vignale Sotto il vignale. Una buona idea. Susin. Tempo di Susin. Susin, persighi, sì. Migo, getto mude di Susin? Sì, anche amico. E che buoni Susin. Buoni. Susin, ua fighi. Ancora abbiamo tirato i primi fighi, no? Altri coi qua, Pere, mico una muccia di pere, lì un perer, due, Seule.
Adesso è epoca di seule a volontà, cucumeri, pomidori, Miglio verde. miglio verde, proprio, sì, così. Succati. Succati. E lo che è succati? Succhette, quelle... No, sì. Succati. E lo Succhette che? le Non so succhette. Questa è mia cosa che No, succati? succati no. Succati. E lo che? Spiegati cosa che sei succati. Succati le tipo una succa, ma le con la scorza più grossa e marello quando che è maduro, né? Ah, visto? Cucinata all'acqua. Cosa buona. Cioè. Sì. Devo buttare zucchero in cima. Sì. Quel che van sé andiamo a bere proprio, ma che ne ancora mi van sé amaro. Man sia Sì, pochi. cioè, e anche la succhetta giovane, fresca, farla in toccetto, a sera, con polenta, e farla... Aglio, sì, aglio e seule rento insieme, con sier, e pocciare la polenta, e formaio. No. Formaio duro. Madonna Ecco. benedetta, magnar de poaretti, ma magnar bon. Buon. Magnar bon, Fasoi bonorivi, teghe, quante teghe. Ancora in cui? Sì, La casa fazoi di te che non può mancare. E seccare teghe. Ma vai a comprare. Per Va bene, seccare, ma se mangia tanto, qui che pianta, tol su e se mangia tanto. Ecco, cosita. E adesso per finire, che a parte qua, parliamo del laurar. Che epoche qua, Nilsson, Roger è giovane, vedete che mai laura in colonia, no? No, poca cosa. Poco lavora niente, mi fatto in colonia. Epoca qua, gennaio e febbraio, sendea a passare peste. Far sime. Come in cui medo il miglio, appena c'ha, passare peste. Tu che sbassarsi so, l'era persona de noantri, a camisa tutta attaccata, perché se dopo a camisa diversi di... Una settimana intera. Una settimana, a camisa a stea dura, stenca e la sola la piantea su, sporca e assudata. Era qui che sudea tanto che restea righe di luni, come i cavalli in selai che fanno la spiuma quando che sudea. C'era persone con la camisa, no, volta al mondo, chissà la cosa. Dopo che fu il volto al mondo, allora studia di più ancora. Sì, perché era sfinna. Qualche sudadetta sotto i bracci, proprio amor di Dio. Sudei sporchi e laurar. Braghe tutte tacconate, mede fatte su, piedi per terra, becconi dei moschini fin per i sentimenti. No. Capelli paia tutto sbregonato. Le buttucche. Che è buttucche? Le buttucche, le tipo un brespon, ma lei è una buttucca, che chiama buttucche, non sai portoghese. Guida. Ma non è, no, è differente. Ah. Sì. E allora, quando che, questa epoca, qua è l'epoca dei persighi e tal, né? Sì. E allora si vede in mezzo a rossa, si aveva un 7-8 persegueri in mezzo a rossa. Sì. Allora, andare in Umbria a descansare, quando andiamo a sappare, passare peste. E allora stai buttucca, la che viene attorno. Mi fa dare asa per me, che aveva in picco, Mi fa tocchetti. Ho fatto uscita con le mani, buttucca in dividir. Com'è che Buttuca in dividir, come che dividivo a buttuca. Sumio a buttuca, sumio sì. Simpatia. Buttuca in dividir, domino strufisco fuori di qua. Fa la resa, la buttuca veniva sempre Ma fa tante rese strane per che bandela. Ah, via per la caro. Grosse, caro di Dio. Sì. Pregare, forse del rosario. Ma allora sappar era pedo roba, ancora sappare in mezzo il miglio alto e spaccare i spenaci, no? Del miglio. Fare sime. Fare sime dopo fare le mede. Fare le mede. Dopo di notte andare a dare fuoco gli altri. Ancora veniva a darti fuoco la meda. Sì, ciò. Una la fea con le foglie e un'altra con il spenaccio. Sì, la panocchia in su. La panocchia perché via drio la panocchia e allora te fai la dice mede, ma dice di che? Un altro nome si chiama. A meda? Meda? E le vuol dire che in Italia proprio la meda. Una meda. E io dopo, solo con le foglie allora fea. Che chiama paiera anche. Paiera, ma certo le meda proprio. Meda, una meda. E allora piantei un baston. Piantei a fondo, grosso così, una pianta. E dopo tutto intorno? E mettei sto miglio e passai attorno così, e su. Gancia su una maniera che stia là. E anche fea anche con paia con riso. Ah sì? Sì. Paia di formento, no? Formento non ho mai visto, ma di riso, anche riso. Come se fosse in cola la silage. La silage? Perché la silage in cola, se
proteína, la è buona da mangiare, le vacche mangiano che fa bene. Sì. E il paio è secco, che fa Perché paio di riso. Sì, Sime paio di riso. Ascolta, non si fa le foglie sotto a panocchia. Mi stia solo la gamba piccata e panocchiona qua così. Ti vedete distante, no? Che se che pelea via tutto per dare che bestie. Sì o no? E il primo miglio quando si finia quello del paiol per dare le galline. Tirarlo verde e farlo dopo. Sì. Per andare al mulino. Se fa la mamma, la nonna, ha fatto le prime righe qua a facca perché l'era verde. E dopo? Tira 2 file. 2 righette qua a facca, dopo se desgranea così. Tocca a scampare con i bottoni perché le galline si treppa a mangiare i bottoni. De fame che aveva. Ma, per l'amor di Dio. I can. Can a polenta che se vede i can. In cui i can non mangia polenta, no? Polenta. No, can non mangia più polenta, mangia sol rason de a pian. Se non sei da pian, loro noi vogliono. Perché a polenta, pro cachorro, ove ben, oggi esiste una scudella, ossia un recipiente per dare comida per il cachorro che le svende bastante, né? Anticamente, nella nostra epoca, quando era crianza, se tivesse una fabbrica che fabbricasse questo tipo di, come si può dire, una tigela per dare comida, un coscinho per dare comida per il cachorro, teria fallito, perché ninguém usava, perché a comida che tu giocava per il cachorro, ela non chegava no chão. No, stia sotto finestra pronti, Ma vigna fuori 3-4 tutti in fila là. Veniva un tocco del polenta, ma vigna fuori un osso anche la gente. Ma un osso, ma l'osso che veniva fuori l'era rosegà, che veniva solo l'osso neanche proprio, il gusto non aveva. non che restea un nervetto, si ciucea tutto, e mio nonno c'aveva l'osso e batteva con la facca dentro con la cucciara, tirare fuori la megola dell'osso per pocciare con la polenta, a testa da gallina spacchia a testa per mangiare i cervei, e i can, l'osso, ma osso, puro osso, l'osso per i can, osso, non che fanno niente per i can, Te udei fuori a tovaia così, te udei a tovaia fuori così. E si copia galline e occhi, e patti, e cani e gatti, e si copia per mangiare una fregola. Sì o no? Pure bello. Per amor di Dio, Ma i cani, ti tocca perché il cane è una bestia che la mangia tanto. Sì. E allora quando che era l'epoca qua, che era, perché mangia miglio in ultimo caso, allora se ti do miglio, mettete il paiol dentro il paiol perché se secchesse era verde, poi dopo farlo do. Sì. Descartossate il paiol là, un mezzo sacco, un sacco. E una sera da dentro il cane del vicino lo cammina, mangia tutto qua di 2 cani. Mangia il miglio. Solo i sabughi di Dio la mattina. Pensa a fame, il cane mangia il miglio. Mi desmentico mai di questa. Il vestito pupalga dita. Il Perdido era il nome del cane del vicino. Com'è che è il nome del cachorro? Perdido. Vieni qua Perdido, qua. Vieni qua Perdido. Vieni qua. E dopo capisci che era il Perdido che ti compare. Il cane la tua e mi mangia tutto il miglio che mi era Dio seccare per andare in mulino per la polenta. Il gadita serra la porta, fa la porta aperta perché. Visto? Ascolta bene, mica ho sentito della famiglia Pian. Resta Piero che mi ha contato. E mi ha detto così, tassetto marostica, com'è che noi avevamo bio la idea di cominciare a fare ragione per i cani? Sento come che si sta? Loro avevano il cicchero di porchi, un can grande. E un dì, ha visto che il can era di mangiare la ragione dei porchi. E ha detto, ma se il cane mangia la ragione dei porchi, che diamo ragione dei porchi. E cominciamo far ragione per can, per vendere. E i gas cominciano a inventare su. Ecco ancora la fabbrica della Pian Aliments. Va bene? Mi chiamo qua i patrocinatori e mi va bene i suonatori. Allora in nome della Adilnet, provvedore d'accesso a internet in tecnologia fibra ottica, la Migi Plus che fa la ragione per tutte quante le bestie sane e belle, proprio così, ecco, la Baspan, stivai Baspan, c'ha perché stivai bianchi là, quei bianchi là, che fa un regalo a Serginho. A Serginho. Questo qua è l'ultra leve, però senti, una pena, senti. Ecco, allora botta Baspan, polivalente supermercato di Santa Rosa, Valle di Santa Rosa, che avevo il piacere di vedere il polivalente, qua a Serafina che ne mercato Vittoria, vodka Raisca, vodka delle meglio caipirinhe,
Avemo la rede de postos Buffon abastece qua, fammi un piacere, fammi un gusto, abastece combustível de tua auto, a tua macchina, te a rede de postos Buffon. Avemo l'ora la Pian Alimentos, che avemo appena parlato, avemo la Modelo Penei de Bento Gonçalves da família Checon, Vinícola Vani Sul de Flores da Cunha e Paludo, sua moda, seu estilo. O Liquida Verão na Paludo, vem pra Paludo comprar roupas lindas, maravilhosas, lançamentos que vestem super bem. Uma peça 10%, 3 peças ou mais 20%, que é quanto mais você compra, mais desconto você tem. E tem também peças selecionadas que tem até 50% de desconto. Rasteiras femininas Santinelli Beira Rio por R$ 39,99, camisetas Riff masculinas por apenas R$ 59,99, t-shirt, a regata, né? E regata Olímpicos feminina por R$ 69,99. Vem aproveitar o verão e vestir-se com lançamentos primavera-verão da Paludo, sua moda, seu estilo. Può essere così? Torniamo in seguito qua dopo. Mi va abbandonando. Dopo strossemo. Dopo strossemo. Va bene. Serginho, e aí? Ostica, non so se le dopero per andare giù e vedere la casa o se vou suonare in chiesa. Será che il prete strania se va in chiesa? Pegou na mão, Tito. Eu posso presentear o Serginho? Tu não vai usar, né? Lui è musico, mi sono colonna. Serginho, então tá aí. Fico feliz por Grazie ele. che il fine di settimana sono da fare a cerca e vedere che sta in cima un stroncio con sbusai mie, quase buso mia. Queste qua não tem pra ninguém qua. Milione Va bene. di grazie. Ora te quer guadagnare un paro desti vai? Vuoi farti una domanda? Una domanda, vai là, vediamo. Ed eri là che parlai delle peste, sapar, sì. Che avevo cattato le stacchiche che inventa l'erbicida. Será que ele está aqui? Um grande squatiner? Un grande Ou um italiano. che ga tirar la sappa tanti anni? No, olha, mi tocca fare qualche cosa meglio. Não, Serginho, ô Tito, eu vou falar uma coisa muito séria aqui. Mas de verdade, que muita gente que está em casa, que tem acima de 50 anos, tá? Que trabalhou na roça, que trabalhou árduo, que pegou pesado, vai concordar comigo. Eu acho assim, ó. O trabalho que eu não trabalhei tanto, nem o Serginho, perto dos nossos pais e avós, certo? Irmãos mais velhos. Irmãos mais velhos, Mas eu tenho certeza que se hoje trabalhassem como trabalhavam naquela época, diriam que é trabalho escravo. Sim, com certeza. Sabe que tanto que trabalhava. Edgar, sai o che abbiamo parlato qui? Sì. Non era Sirlei che ha stare qua di Sì, Monte, mia maestra, ecco. Mia sorella Piveccia. Chi che abbiamo parlato? Mi ricordo adesso. Dite che parlare delle robe sporche. Che le ha soffrio le donne lavare robe, pure gli uomini. Tanque battere che roba. Non era una macchina, non era l'era del tanque, freddo, caldo, vento, freddo, muoio, sfregare. Bombazina. Com neblina ou sem neblina. Ma ficavam horas no tanque lavando roupa. Coinha nella macchina, Poi butta là. Ciao. Proprio così. Va bene. Quanto assunto, né? Que teria. Ma va là, sonate, vai. Una musica per tutte le giovani lì. Gianni fa le pizze tozze sul bel bar, Lili cantano in range blu. Gianni dice a Lili, bimba vuoi tentare? E Lili gli rispondi, non gli lascio più. Obladi, oblada è la vita, la vita è tutta qua. Obladi, oblada è la vita, la vita è tutta qua. Gianni comprarti una petra blu, con l'anello in testa c'è il bar. Lili sulla strada aspetta il volo giù, e poi felice l'anello va a cantare. Obladi, oblada è la vita, la vita è tutta qua. Obladi, oblada è la vita, la vita è tutta qua. La casa di Paolo la fai per lei, per lui. Il bambino verrà, lui la fa per lui, per fare felice lui.
Gianni fa le pizze toste sul per bar, Lilli canta la in ragni blu. Gianni dice agli bimba vuoi tentare, e Lilli gli rispondi non gli faccio più. Oblada è la vita è tutta qua. Oblada è la vita è tutta qua. La casa di Paolo la fa per lei, per lui. E il bambino verrà e lui la fa per lui, per fare felice lui. Aqui, qua Josiel comigo. Vamos fazer uma palhinha do Raulzito? Podemos fazer? Amigo Pedro. É. Eu ia te perguntar qual é que tu quer. Vamos lá. Pode escolher. Não precisa toda, né? Uma palhinha. Vamos fazer uma estrofe e um refrão. Pode ser? Pode ser. Atenção. Atenção. 1, 2. Muitas vezes, Pedro, você fala, sempre a se queixar da solidão. Quem te fez com ferro, fez com fogo, Pedro. É pena que você não sabe, não. Mais uma estrofe. Vai no seu trabalho todo dia, sem saber se é bom ou se é ruim. Quando quer chorar, vai ao banheiro, Pedro. Pedro, as coisas não são bem assim. Vem pra cá, amigo Pedro. Pedro, onde cê vai, eu também vou. Pedro, onde cê vai, eu também vou. Mas tudo acaba onde começou. É que tudo acaba onde começou. Que maravilha! Grande, hein? Bravissimi! Stasera sì, ma se tardi che le ore le sola qua. Vieni avanti, Tusi! Vieni avanti, tirevi avanti. Marco, vieni qua e dimmi di dove sei Drio, vedeme. Ah, sì, Sì. Può essere? Aspetta una scianta. Demo un minutin vedere i nostri patrocinatori, chi sei quei che mi aiuta tutti i mesi qua, Vai là, un minutin, torniamo in seguito, vai! No caminho tem Buffon? Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida.
melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Eita, lá, Semodrio, ritornar Marco Marsaro. Nostro gaiteiro oficial, come che sta Marco? Opa, contento Tanta de gente volta. di vedermi per Tanto tutti che i ha passato cantoni. 500 stasera di nuovo. Che brai che Bellissimo, sei, ah. E chi che ga becca Perché scompartigliare. tanta gente te le spraie. Sì, chi là chi descansa, chi beve una Sì, birra. gelano i chi non Volsa vuol Verde Live. sapere Ma di vara, denantri. tindemo, E allora chi che ga compartigliare, chi che Paul, chi ga caro Paul scompartigliare, chi con Corè. A questi regali, né? Sì, Allora chi ciao. cammina compartigliare. Ringraziamola a Basso Pancote, Sì, Basso Pancote. a Morenon e tutti i Ecco, suoi soci della Supreme Imprendimenti, lotteamenti con tutta quanta infrastruttura che sede casca e tutta la regione che ha lotteamenti, vero? E anche un CD di Bartoldetto, un CD... Ciao, ma Bartoldetto mi ora che viene. Le ora, che 2 anni che siamo Ma adesso di tornare a pandemia. Finché Finché il dottor Paolo non gli dà alta e il libro, va bene? Ma ancora chi che ha guadagnato un libro qua a casa? Sergio Defendi, lui le prete, le frate, le drio laurarte l'IT, le de ferie qua con la sua famiglia qua di Nuova Bassano, le vengo a casa a farmi una visita, sì, e avevamo dato del regalo un libro per lui portare via, lui che piace gran tanto, lui sa tutto sora marostica. Quando ha cominciato chi che ha lavorato con Onde che l'orario si che noi facciamo programma, cosa che parliamo di programma, tutto. Quelli le sta il campionissimo. Dico idea. Non Abbiamo esiste. tanta gente che piace del nostro lavoro, vero? Che accompagna, principalmente Sì, te. accompagna tanto, ma quelli, guida che è uno dei numero quelli uno, te godito quando è le uno dei sai primi come tanti, va bene? Città ben sguelto Sì, che ben siete sguelto, di accompagnare. sì. Uh-huh. Allora, São Valentim do Sul, Mussum, Nova Bassano, che le de là, né, Sergio? Sì, Bassan, saluto a sua famiglia. Chi sei sempre Ciao con- Pian, al Bassan che è morto una tosetta di 23 anni, vero? Adesso mi va passa via il cognome su della. A te ti dico che è un cognome ben. Guarda là Josiel Steccati, una tosetta che era della parte campera Tradizionalista. del tradizionalismo gaúcho, la SEA insieme a suo papà sta patrono del CTG, do imigrante, una cosa assim lá, né? Do CTG de lá, querência do imigrante, acho que è. Ma enfim, questa tosetta con 23 anni ha dato una parata cardiaca, ma gente con 23 anni, dove che siamo dai fermarsi, che tristezza, allora quando che ti guardi in drio, Artifon, Favretto Artifon, ecco, Artifon suo papà. Allora, nostri sentimenti a famiglia e a tutti quanti del Bassan per questa perdita tanto triste, non possiamo passare di menzionare Sem qua. lutai la via. Ecco, proprio così, va bene. Allora, Encantado Chapecó Farroupilha Brasília, del Opa. Distrito Federal, Nova Mutum, Serafina Corea, anche dei paesi che ascolta, Erechim, Concórdia, Tamar Peretti, che viene qua un pochettino a mandare un abbraccio là. Ai due suonatori. Serginho ha detto che Sì. quando, da tanti anni fa stai amici insieme a studiare. Hai a studiare? Del seminario. Per quella che sei furbi così. E se gatti avanti, né? São Marcos, Veranópolis, Sarandi, Clevelândia, Ribeirão Pires, Arujá, São Paulo, Videira, Rondinha, Entre Juiz,
Abelardo, Luz, Arvorezinha, Nova Palma, Toledo, São Domingos do Sul, Maravilha, Pato Branco, João Pessoa na Paraíba, Itapuca, Antônio Prado, Timbó, Formosa, Goiás, São Manuel, Nova Alvorada, Mato Castelhano, Tapurã, Mato Grosso, Praia Grande, que é Santa Catarina, capital dos Quênios, Pinto Bandeira, Cerro do Paraíso, Vila Maria, Guaiara, São Paulo, Araçatuba, São Paulo, Balneário Arroio do Silva e Rondinha. Aizò! Un struconasso a tutti i Baltici, sì. Drio vedemi, no? Anzi, no? Cosita. E devo vedere Tamar o no? Tamar Peretti, escuta bem, é importante, Walter, assistir cosa que Tamar Peretti vai far. Vai nos contar que estará fazendo uma viagem na América Latina de bicicleta. Lei è un uomo di tanto coraggio, lei è un amico nostro. Ecco. E un'altra cosa è importante, assistir bem cosa che lui deve fare, se te na empresa, te stai mais ou menos o bem, se te vuol dargli un apoio a lui, não é vero? Ecco, se tu quiser ser padrinho por um dia, porque ele vai no peito e na coragem. É ou não é? Ele vai encarar essa viagem, que são, me parece, 7. Depois ele vai falar quantos mil quilômetros ele vai fazer de bicicleta. Se alguém quiser patrocinar e apoiar ele, depois a gente vai vai estar aqui no vídeo os dados para quem quiser apoiar. Vai lá, Josiel, bota o Tamar na roda aí. Importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mia. Buonasera a tutti che si connettai il filò virtual del Marostica, il meglio programma del Brasil per mantenere su i costumi e la cultura italiana. Mi son Tamar Peretti, son de estar in Guaporé, come dizia Stiani, via Vaporé, sono direttore della rivista Polo, quasi 2 anni che go virar cicloturista e go pedalar quasi che 20.000 chilometri di bicicletta. Conheceste bem una muccia di posti, di ponti turistici e già di garupa comigo. Va saber tutto del viaggio. Buonasera a tutti. Dall'Italia noi siamo partiti. Ali cuidata internet, José, é isso? É. Mas de qualquer maneira, um pouquinho que avevamo assistido de Tamar Peretti que ele vai fare um viaggio. Come? Ah, sì, mettemos su del me Facebook, no? Il video di Tamar Peretti. Tamar, scusa, guarda, mia colpa nostra, va bene? Ecco, del viaggio che lui va a fare nell'America, che sta fuori diversi giorni, non so quanti mila chilometri. Se va... As imagens? Ah, sì. Allora qua i patrocinadori sui deluri, volta qua i patrocinadori, come metterli lì, ringraziare a quei che si devono aiutarlo, perché va spese, no? Serginho, você deve dirmi qua che gatto indica il prete, José, liga lá. Che go indica là a Santiago de Chile, che fa diversi anni che non sonemo là, il titolo è che andà 2 volte con me là, sono andato a una festa giunina ai brasiliani là di Santiago, e loro che go indica a un betin che le del Paraí, che le il parroco là che lavora con i migranti là a Santiago. E allora manco che ha un posto di dormire. Sì, va bene. Ma allora tutti che giuta, è un progetto grandissimo, Tamar che va pur bene. L'era medo matungo del seminario, ma se che tira avanti. Va bene, qua con me allora. Ma hai detto che mi son pedo di lui? Mais o meno, ari, che siamo a pari, venire ento tusi. Qua che contiamo una barzelletta perché siamo di finire il programma. Siamo di finire il programma, Seto. Porcaria, dico mi. Santa Madonna. La 8. A 8. Se a 8. Quella là in cima se a 8 tua. Va bene. Bravo. Porto casa allora? Porto casa quella? Dopo sì, ma quando che ti vieni sempre porta il ladrio. Può desmentegarsi anche. Possiamo desmentegarsi, proprio così. Gavemo di mandargli un saluto a quei che ascolta il nostro programma, che devono assistirmi e che ti affin
noi facciamo il sorteio dei bei regali. I allora. volna barzelletta. Una barzelletta? Ma può essere Il nome di quei che mi ha mandato la carne per fare la biffata stasera. Ecco, allora parliamo di Supermercato Polivalente e Vittoria. E anche quei da modello Penei de Bento Gonsalve. È il palpacioc, no? Pensate de Penei quando corre Penei Bento Gonsalve. Non mai le una camionetta mentre su ancora. Tutti senza Penei qua ormai. Allora, Agostino, caro da Dio, tutti senza Penei qua. E se frua, e sono andare in giro che se frua. Ma allora era una storia. Che è una storietta che loro parlate di carne. Sì. Allora parliamo di bestie. De bestie. Di bestie, di vacche, di boi, di tori. Sì, Ecco allora. Allora, a me vicino l'alga aveva una vacca in movimento. Una vacca e caffè a barullo. Caffè a barullo. Ma diceva lui la italiani. bastardea. La sei in movimento. La sei in movimento, non è che era. E Ma la vacca è tua, chiama quel che no, ma era mia, era vicino. E mi diciamo anche di vacche che chiama il che anche? Vacche, mucche. A mucca. Lei era una mucca, la che aveva mia corni. Va bene. Allora era mucca. Sì, mucca. Vieni via Sofia che ha detto, Nilsson vieni insieme con me che andiamo De Luis me ne dà una vacca. Sì. Ma perché? Perché il pai mi ha mandato a 2 chilometri distante. Che lui è un toro, la dove tocca menare dopo perché la sei in movimento. Che nome strano in movimento. In movimento. La era in stagione. Matta, vacca matta. La vacca Sergio, buona Sergio, buona. Era in stagione. Anche tanti dicevano stagione, anche, quanti nomi, ma infine puttana. Una puttana proprio. La vacca fea puttana. Ecco. E allora tira, vieni giù, lui la menia mi la parea. Un davanti tira, quel di Dio mena. Un davanti mena, un di Dio para. Qualche sassata anche. Sì, ciao. Arrivai alla doccia, allora arriva là. Sto taglia non di qui che cichea fumo. Gatto conoscesti un che cichea fumo? Che cichea fumo, tu si guarda che ne mia faccia. Quella le morle con 93 anni. È un... Mi tocca scominciare a cicare fumo? Tito. E se è morto perché le cascadò della macchina che Dio che batté la testa del cabezaio del motore. Se no sarei ancora Dio cicare fumo. E il gaffinca va un dente, una banda così come mica che ne manca un. Guarda. Sì, manca un. E per volare fuori è scritto di qua e la via. E scada spudata cosa così tutto negro. Ora vai là sto tal di Luis. Gigio. Gigio. Vinisti qua e ha detto il pai mi ha mandato qua a menare qua la vacca del toro. Sì, lui ha detto, il jeito suo, vieni qua, dove il potrero là di sotto la casa, un bel vignale, ma il toro che è sulla canaula. Ah, signore, il sulla toro. canaula. Mi direi che andiamo a Pinapo, se no passa via la 8, 7, 6, 5, mi tocca la 0. Tale la 8, mira, Dio viene te la tua, ma mi urta, in qua come i boy che si urta quando tira a canga. Ma te sai che mi posso sta fermo, perché mi sono come che dite con l'altro, bischero. Perché il bistel puccia. No, è il carpintero che si muove. Perché il bistel culo. Ma che anni ha patata che dite con l'altro. E allora c'ho il suo toro con la canaula, allora viene fuori la sua donna che guarda fuori per la finestrella, sai che le case che la cucinetta la finestrella. Luis che dite, ma cave che do la canaula, no, al toro. Lui si va a volta in drio che dite, tasi sutti. Ti vuoi mio ti ciappare il fioco anche che sei sulla canaula. La gasserà la finestrella, la gas bruciare smugare. E ficò por isso. Italiani di qui te sei. Sì, ciò. La paura della donna, sai quella che l'era? Che se il toro il copre, va su la vacca, la fa venire col vedelco a canaula. Nasce qua a canaula. E viene mia fuori. E viene mia fuori. E che era mia veterinari che il tempo la che era mia, no. Cavati fuori il vedelco. Ascolta questa qua, una volta un gammenà la vacca al toro. E quando che arriva là il toro che salta in cima, e frupt, de banda di là e banda di qua. Che era Cristi. E tutti quanti che se Dio vede menotti sa che quando che acontece che storie lì,
non si può perdere il momento, se no la vacca non la viene col vedel, non si ga il latte. Sì o no? Quanto importante era il latte per famiglia? Ma è ancora E allora ciò è sto paron della vacca e che vergogna di andare a giuttare il toro. E il paron del toro che vergogna di giuttare il toro perché che nel paron della vacca. Ma se no il giusto era là già parga il pissolaro e giuttalo. Sì, come che fa in cui. E fa fini i giorni di ancoi. Io giutta perché se bestie non le sa come fare. Fino anche che abbiamo difficoltà a colpi. Ma se mia che va per qua, va per là, non va così, Va per qua o per là, va solo. E guarda le scarpe. Ciao, Pinza, Marti che Ciao, fin l'anno che viene, no Marti che viene. Te che abbiamo visto un assunto giusto. Giusto, proprio giusto. Pian che torniamo in Dio del Toro. Allora te sai che una volta che abbiamo parlato così a roba, sì, con taguccia, e in via con robe tutte tacconai, sbregonai, sì o no? Sì. E allora c'ho sto cristiano. E gli ha detto al paron al toro, se ti te me lasci, mi ciappo è giusto il toro. Lui gli ha detto no, e gli ha detto perché il toro è mia facile, è meglio cattivo. E detto, ma mi vuoi mi andare a casa con la vacca senza impinirla, perché dopo la mia via mia col vedel. Buon, gli ha detto. Allora vai, fai come che te volti. E va là e pianta la mano, e giutta, e vai, e aveva la camicia mezza sbregata. Cada volta che si muoveva su questo toro che pesava 1000 kg, la camicia si sbregonea. Là da una cianta c'ho il va cosita, quando il toro su cosita viene il mestiere, la camicia si è sbregata qua, rento la camicia e fuori. E gli dico così, cosita no, per mia vedei qua. Già che siamo del toro incontro un'altra del toro. No, ma gente stasera sì. Un vicino da menare la vacca del toro, né? E allora era la che di ministrare. Ah, che n'era la donna. La donna. E ora te sai, il toro per qua e per là. E ella venisse a cattare su uvi. Aveva due uvi per manco. Quasi come per prima con uvi manco. Aveva gli uvi manco del buon. Cioè la veniva cosita il toro per qua e per là. Finché il toro era certo no. Era basta gli uvi. Ali. Là proprio la c'è che spacca tutti gli uvi a sgussa intera. Caso veridico. Là era di far torsina perché che desse giusto, no? E la cosa che lì spacca tutti gli uvi. Sgusto dei uvi per tutti i canti. Va bene, gente, guarda che lei è il 9 merda. Dopo volevo pregarlo. Qua potevo mica smentegare. Ascolta, parliamo da Cucagna, scuola italiana. Scuola italiana? Ecco, con Juvenal ora adesso andiamo a vedere. Il cognome De Baggio e resta per Marti che viene. Allora, ancora andiamo a vedere i sostantivi con Juvenal dal Castello, presidente da Sudita, e va a parlare un pochettino su questo bel lavoro che si deve fare sulla nostra lingua, italiana, di insegnare attraverso anche qua del nostro filò italiano. Vai, lei con te Juvenal. Cominciamo un po' allora con la scuola dei sostantivi in italiano. I sostantivi in italiano allora si classifica in due tipi, comuni e propri. Dentro dei sostantivi comuni noi abbiamo i concreti. I concreti sono quelli che da per ciappare in mano, che da per sentire struccarli. Un sasso, un puldo. Gli astratti sono quelli che non dà per toccarli, ciapparli in mano, no? Le più robe che si sente, che si ascolta. Allora, bacan, baruglio, allegria, tristezza, robe, sentimenti. Anche se i sostantivi comuni semplici, che se soldi una parola unica. Pomo, gal, pianta.
e che sono quei che sono composti, che loro sono fatti per più di una parola, no? Loro composti, si fa una composizione, si giunta un con l'altro, allora becca socche, e che lo zeletto là che va insieme al socco, toc, 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 toc. Allora lui becca le socche, allora becca socche è il nome di un musetto, ciuccia fiori, o basa fiori, e anche quello zeletto che va là a ciucciare il sucro dei fiori. Dentro dei sostantivi comunque abbiamo i primitivi e i primi, gli originali, i primi che arrivano. Esempio, vecchio, scuola, man. Con i sostantivi primitivi noi abbiamo i derivati, che viene dei primitivi. Allora i sostantivi derivati, allora di vecchio abbiamo la vecchiaia, della scuola potremmo avere i scolari e anche poi sontarsi con altre parole. La man che è un parecchio che si chiama soraman, quel di scagliare le tavole per darle slissate. Abbiamo anche gli aggettivi collettivi che sono quelli che con una parola solta ciappino una muccia di mestieri, una muccia di bestie, una muccia di oggetti. Esempio, samo, mandra, gnaro. E di un modo generale i sostantivi collettivi in italiano se li dopara insieme con quel che ti vuoi dire. Allora, un samo de ave, una mandra de vacche, un gnaro de formighe, de uvi. E per finirla allora abbiamo anche i sostantivi propri. Questi sono facili, nomi di persone, Piero, Paolo, no? Stadi, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, città, San Paolo, Guaporé, Bento Gonçalves, paesi, Brasile, Italia, Argentina, Rio Guaiba, Rio Guaporé, Rio das Antas, montagne, Everest, Monte Cristo Rei e altre robe uscite. E allora i sostantivi in italiano non è mistero, è una roba semplice di capirli in tutte le lingue legate ai sostantivi e anche l'italiano li abbiamo. E così che abbiamo imparato un'altra sciantina della nostra bellissima lingua italiana. Che sta in giro frotola? Sì, tante. Marti che viene. Ma è mica non contai anche una? Pedo che Ma carino. il Ma quelli che microfono. contare queste fuori. Ascolta, allora per finire, in nome di Adilnet, provvedore di accesso a internet, Migi Plus rassomma per tutte quante le bestie, adesso chiama quelli di Migi Plus, non sta a disturbarte, garra rassomma per tutte le bestie. La Stivai Baspan, che è tutti Stivai Baspan? No, uso i miei stivai. Te do per i miei stivai? No. Te do parei mia. Adesso tocca doparare. Ecco allora. Va bene. Sol se piove. Sol se piove, muoio. Polivalente, supermercato Santa Rosa e Vittoria qua di Serafina, che è il bifoni grandi così. A vacca è un 2000 kg. Più grande che il disco. Vodka Raiska, vodka che fa le meglio caipirinhe. Rete del postos Buffon. Ah sì. Qua a Serafina che 3. Se vai a Porto Alegre te vedi Buffon. Ecco, così sì. Rete del postos Buffon bastessi. State sai che tocca abbastanza innanzi tutti il posto buffone, no? Ecco, se dico amico abbastanza adesso per un anno corre più. Ma signore, che tanche ghetto! No, è che ho finito i soldi. Pian alimento sono per cangati i pesi, modello Penei di Bento Gonçalves, vinicolo Vanni Sul de Flores da Cugna, voluto rappresentare questo vin, l'origa vin del ciodo, e a paludo, moda e stilo, promozione, vero Marco? Tanta promozione, saluta Stefano. Ascolta, mi goccia pa bruttinha casca, e le casco mi sa contare una, ma le lunga così, ma il te che mi ha finito, di quando andate il rosario, là che acontece sto. No, ma basta, stasera. No, solo questa qua per finire. E la longa? No. Che lunga? Le curte? Vai, andiamo. Curte come una piada un porchetto. Ah sì, le curte, piada un po'. Quando si finisce un rosario è come finire un programma, no? Sì. Sempre che ne una moda, un mestiere differente, allora sì. Per inserire. Sì. E allora che ne era sto sul rosario che vuole una ora e mezza.
Una ora e poco dopo l'era Pai Nostro per questo, un'Ave Maria per il Sant'Antonio, per tutti i santi, e per questo e per quel dopo, per finire. Ave Maria per Santa Barbara, per i santi, per San Rocco per malattie delle bestie. E San Spedito e tutti quelli. E per i soldi, e un Santo Angelo per i Tusatei, e finisce qui. E contro le bisse Sì, i ciniapito. Per le bestie che le vengono mia a mangiarmi, perché Sì. una volta da tante Qualche bestie. l'uomo non scampa via di casa, che non fa il matto. Che non fa il matto, che non beve vai a manco, un puttane, pochettino, invece beve manco. Ecco, che torna a casa più sincero. E vai cosita, ciò. E allora dopo inseria cosita. Adesso diciamo su un Patre Ave Gloria, che era un Pai Nostro, un Ave Maria e un Gloria Pai. Pater Ave Gloria. Pa nostra, ma lui parla tutto meglio le parole tutte, Magnai. magnai via. Sì, ciao. Abbreviai. Un Patre Ave Gloria per Nostra Signora de Tatima. De Tatima, sì. Mia, che la che dai la grata a tutta la nostra famiglia. Ma mi ne penso, Che mi da la do dei radin chi preghe rosario, l'era Panarotto, che ne via medo sotto che rangia ossi, su Pupade Ademir, che adesso mi non mi viene in mente il nome di questo Panarotto là. Quando che ti mi sei, Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sois vós das mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Quando che a gente comecei a Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça. Luna diantea come? Figlio, Quella sì la sguelta. ma quel sì, Vito, che appena multe tutti i rosari. Quando mi sei Santa Maria, Ave Maria, persona, Nessuna mescolanza. Come il figlio mio, dice su rosario una ora e mezza, ma mia questo da tanti, ma no. E allora a me pupazio era di pregare pochetto, ma Pochetto. ma rapido, come non perde tanto Sì, tempo. sì, non si può perdere tanto tempo a pregare. E che così, un giorno andate all'ospedale, e che con il dottore. Il dottore che se mi corresse operarmi, non corre neanche a farmela in dormia. Perché che nel vicino, là, mi chiamo il vicino genio, che aveva nome, che dice su rosario mi poteva operarmi, che mi non sento niente. Intanto che lui prega. Parfenir. E l'uomo, giorno primo dell'anno. Buon principio dell'anno, neanche parlare di buon principio dell'anno, a gente. E l'uomo arriva a casa, stufo, agro, fenio, di tanto lavorare, e arriva a casa cavando due camicie, tutto sudato, matto per bere acqua, te quelle senti un rumore su di sopra, parento del quarto verde a porta, cata mia so donna con altro. Oh, è il primo dell'anno. Ma cosa te mi dici tu donna? E l'ha detto, calma, è solo il primo dell'anno. È la prima volta sto anno. No, è il primo dell'anno. È il primo dell'anno. È solo il primo dell'anno. È solo il primo dell'anno. Marco! Getto ancora nomi di città qua non so, devo dire che ciao. E quale compagno delle... Guelto, bem sguelto. Maximiliano de Almeida, Caibi, Palhoça, Marechal Cândido Rondon, Nova Bassano, como dito, Prima Sarandi, Fagundes Varela, Coronel Freitas, Barra do Rio Azul, Montenegro, São Miguel do Oeste, Palmeira das Missões, Santa Rosa, Uruguaiana, Nova Santa Rita, Dr. Maurício Cardoso, Belém do Pará, lá quer dizer, nosso amigo Beto Pinzetta. No! Lá Belém do Pará. Allora un saluto a Betão, che sta nel suo programma. Diceva che mandarono un messaggio su il programma, e è quello della coetta da cavallo da Dio, con l'uomo di due coe, ecco. A quelli di Nova Santa Rita, che è a famiglia Buffon. Ecco, Roselio, sul conasso. E per finire Pumirim, El Dorado. El Dorado, mica una storia del Dorado. Ma è il Dorado a Cidade. Ecco. Quel che battete Spinelli? Sì, ciao. Doradon. Quella, no, No, basta. E basta, gadita, solo un bicchiere. Chega e basta. Due ombre. Basta? Sì, due ombre. Basta? Allora ringraziare il patrocinatore, Josiel Sensi, il nostro tecnico, tutti quelli che ci hanno aiutato. Dirghe a Franco Saccardo, Marti che viene dai cognomi, a tutti quanti un struconasso! Va bene.
allora? La musica che femo, Marostica? Femo due. Due? Allora la prima, ben cortina, lei in omenaio, la Tosa. Favretto Artifon. Ecco, la Tosetta. E tutte quelle che gattaià riso. Ah, sì è. Allora, grazie Tito, grazie Serginho, che si indegnai di venire qua. Ecco, un struconasso di vero cuore, tanta salute e pace. Grazie. Un buon principio dell'anno. Vai, ciao! Quando fa giorno sul monte a lavorare, cantar si fa sentire la campagnola. Quando fa giorno sui monti a lavorare, cantar si fa sentire la campagnola. Che bel faccin che la ga, che bel bacin che la ga, che bel faccin che la campagnola. Essa è storia di un nuovo eroe, appena scomprito un sacco là no vento, pela estrada no seu caminhão, travado no peito a sombra de um dragão. Tinha um sonho ir pra Nova York, levar a namorada pra ver seu caminhão voar nas nuvens. Mas enquanto estou na estrada, saudade vai, 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 saudade vem, vem, vem te buscar. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. A minha vez? Não é! E dá! A minha vez! Não é nada! No caminho tem Buffon? Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia!
Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor.